primo uomo deceduto in Veneto, 78 anni, ci sono poi altri 2 ricoverati, si attendono gli esiti di numerosi test, allora andiamo a fare il punto, sempre in diretta con il nostro Giorgio Bonomi. Buonasera. Sì, buonasera dall'ospedale di Padova, il centro di riferimento regionale per la gestione di questa emergenza coronavirus. Il bilancio al momento parla di un morto e 11 casi confermati di coronavirus in regione, la gran parte di questi concentrati nel paese di Vo Euganeo, che è un paese che si trova a circa 20 chilometri da Padova. Proprio da Vo Euganeo proveniva Adriano Trevisan, 78 anni, la prima vittima del coronavirus in Italia, che è deceduto questa notte all'ospedale di Schiavonia a Monselice nella bassa padovana. La reazione da parte del presidente Zaia, che per tutto il giorno è stato impegnato nell'unità di crisi, è stata quella di chiudere a partire dalla prossima settimana tutte le università. In accordo con i rettori, in via cautelativa, rimarranno chiuse la prossima settimana le università della regione. È uno stato abbastanza di tensione che si sente nella popolazione. Oggi abbiamo visto qui all'ospedale di Padova numerose ambulanze passare che portavano appunto dei casi che venivano poi controllati nel reparto di malattie infettive. A questo proposito l'assessore regionale della sanità Manuela Lanzarin ha raccontato che si sta procedendo ad avere personale dalle altre ULSS di tutto il Veneto che viene appunto a dare il cambio, aiutare il personale del reparto di malattie infettive qui a Padova, che ovviamente sta affrontando un carico di lavoro molto grande in queste ore. Intanto vanno avanti i controlli a tappeto sia per la popolazione di Vo Euganeo, si tratta di circa 3.000 persone per i quali si stanno avviando i controlli, appunto il tampone per controllare la presenza del coronavirus, e anche nell'ospedale appunto di Schiavonia che è stato evacuato proprio in queste ore, continua l'evacuazione in queste ore nell'ospedale da campo allestito dalla protezione civile lì nei pressi appunto. Qui si parla invece di 600 tra pazienti e operatori sanitari che devono anche essi essere sottoposti al tampone per il controllo. I primi 200 controlli per il momento comunque sono stati negativi. Si va avanti e comunque con questo controllo generale. Le raccomandazioni della Regione sono sempre le stesse, cioè quelle di evitare gli assembramenti, di evitare di trovarsi insieme ad altre persone. Infatti alcuni comuni della provincia hanno anche annullato gli appuntamenti del Carnevale. Qua si tratta appunto del weekend clou, diciamo, del Carnevale, e soprattutto lavarsi bene le mani, fare molta attenzione alle questioni di igiene, utilizzando anche le soluzioni glicoalcoliche che sono presenti negli esercizi pubblici. Per il momento da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie.